avevamo bisogno di creare un'associazione che fosse al di fuori, al di sopra da ogni schieramento politico, ma soprattutto che non fosse disponibile ad alcun compromesso. Gianni Ruzier compie 90 anni nel giorno in cui, a 70 anni dalla nascita, il Comune di Trieste consegna all'Unione degli Istriani il sigillo trecentesco. L'emozione trattenuta di uno dei fondatori di fatto ha caratterizzato la cerimonia nella sala del Consiglio Comunale. Un riconoscimento che da un lato sancisce il rapporto indelebile fra la città e l'Unione. Il punto veramente di svolta è il ritorno di Trieste all'Italia e purtroppo l'abbandono della zona B, dalla quale provenivano molti esuli associati che hanno fondato poi l'associazione, rimaneva la Jugoslavia, e questo effettivamente va riconosciuto, e credo che il conferimento del sigillo, mi piace pensare che sia appunto il completamento di questo ciclo storico. Il sigillo poi sottolinea anche il progredire per Trieste del corso della storia, in un'ottica che comprende, ricorda e analizza. Abbiamo fatto un monumento alla foiba, abbiamo fatto un monumento alla Norma Cossetto, abbiamo cominciato a far parlare. Fino a quel momento c'era un silenzio assoluto, una negazione di tutto per non fare uno sgarbo a qualcuno. Credo che abbiamo cambiato molto. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che ormai da tanti anni mantengono queste tradizioni, hanno formato una famiglia al di qua dell'Adriatico che altrimenti andava dispersa ai noi dopo la seconda guerra mondiale, quindi il nostro ringraziamento non finirà mai nei confronti di tutti coloro che in questi tanti anni del secondo dopoguerra sono riusciti a portare avanti quelle che sono le culture e non solo, anche le istanze del popolo istriano, e ricordo anche, essendo con i capelli grigi, le manifestazioni che facemmo insieme a loro contro il trattato di Osimo. Per l'Unione poi il sigillo rappresenta, se vogliamo, un punto di svolta, perché ormai si può già parlare di un futuro che punta sulle nuove generazioni. Abbiamo la possibilità di avere ancora persone, testimoni che possono raccontare, che possono dire, che possono testimoniare quello che è successo. Bisogna guardare avanti, ovviamente coinvolgendo i giovani come noi già facciamo. È indicativo il fatto che dall'ultimo Consiglio Generale, dalle ultime votazioni all'Unione, non abbiamo più nessun esule di prima generazione all'interno. Vuol dire che il passaggio alle nuove generazioni l'abbiamo già fatto e bisogna continuare a farlo, anche con modalità, come dire, che in qualche modo possano aderire a quelle che sono le attività dei giovani, anche le visioni dei giovani, però è importante mantenere questo ricordo proiettato nel futuro.